Dal bilancio sociale dell'Italwil 2012 ne è emerso un patronato sindacale in pieno sviluppo e soprattutto innovativo sotto vari punti di vista, non soltanto nella tutela ma anche nel rilancio delle immagini e dell'attività del patronato in Italia. Quali le prospettive per il 2014? Le prospettive del 2014 sono naturalmente di una crescita dell'attività del patronato all'estero, soprattutto in relazione a due aspetti che non sono nuovi, ma stanno rafforzando e consolidando. Uno è quello della nuova immigrazione. Nuova immigrazione nel senso che purtroppo in Italia si sta rivivendo, anche se in maniera non così massiccia, i tempi in cui gli italiani erano costretti ad andare all'estero per trovare sostentamento per loro e le loro famiglie. Ma soprattutto c'è anche una immigrazione giovane, anche allora era giovane, ma giovane di un livello di professionale, di culturale, di livello di studio molto alto. E la differenza di fondo che noi abbiamo constatato all'estero e che ci fa molto preoccupare e ci dispiace molto, è che mentre prima i nostri giovani negli anni 50 andavano all'estero solamente per far fortuna, ma soprattutto per trovare, era un modo di far fortuna, era un modo un po' riduttivo, proprio per trovare sostentamento alle proprie famiglie, trovare lavoro, ma rimanevano molto legati all'Italia. Il loro pensiero principale era tornare a casa naturalmente in condizioni diverse, tutto quello che potevano risparmiare lo mandavano alle loro famiglie e il loro sogno era farsi una casa in Italia. Tant'è vero che andavamo a alcuni piccoli paesi dell'Abruzzo o di altre regioni l'estate che erano tutti pieni di macchine grandi straniere, ma non erano gli stranieri che venivano in vacanza, ma erano gli italiani che tornavano durante le ferie a fare il loro mese dove loro volevano stare, cioè in Italia. Mentre invece la cosa che purtroppo abbiamo constatato è che i giovani che sono all'estero non pensano per niente a tornare in Italia, anzi hanno un atteggiamento di astio verso il paese, lo vedono come un paese, come una matrigna che non li ha saputi accogliere, che non riconosce il merito e che quindi non viene più considerata l'Italia come il paese in cui tornare, ma un paese da disprezzare. Questa è la cosa peggiore, questa c'è una grande responsabilità della classe dirigente degli ultimi anni. Credo che sia la cosa peggiore. Quindi per questi motivi noi sicuramente pensiamo che l'attività all'estero si aumenterà, quindi per la nuova migrazione e anche per il fatto che molti consolati stanno tagliando la rete consolare, si stringono sempre di più e quindi sempre più bisogno di assistenza, perché è vero che l'informatica ha fatto molti progressi, ma non raggiunge le persone nei vari paesi e nelle loro case. E molto spesso la nostra immigrazione, quella più anziana, non ha nessuna dimestichezza. La favola che i nipoti o i figli aiutano i padri o i nonni a fare a risolvere i problemi non è vero, non esiste. I figli fanno i figli, i nipoti fanno i nipoti, non hanno tempo per stare appresso agli anziani. E quindi c'è una grande difficoltà che non viene superata né colmata dalla parte relativa alla nuova informatica. E quindi c'è sempre più bisogno di persone che assistano persone e non di macchine che assistono persone. E quindi sicuramente il patronato non solo continua ma aumenterà, ha bisogno che aumenti il proprio presenza e il proprio lavoro all'estero. A proposito di telematica, di informatica, lei aveva già lanciato l'allarme sulla progressiva informatizzazione forzata dell'INPS. Come avevate lanciato già dallo scorso anno l'allarme sui conti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Italiano. Il presidente dell'istituto ha assicurato i pensionati sulle loro pensioni, ma i conti non tornano, prima o poi ci saranno problemi.
Quindi quale tipo di impegno politico da parte del patronato e della UIL? Beh, la UIL ha sempre denunciato all'interno dell'INPS, e i consigli della UIL hanno sempre dato contro il bilancio dell'INPS perché non era ben separata l'assistenza alla previdenza, quindi creando confusione e creando quindi non chiarezza nelle cifre. Ancora a tutt'oggi non abbiamo le idee chiare perché c'è una promiscuità e c'è una incomprensione nei conti dell'INPS proprio soprattutto per questo motivo, tanto è vero che alcuni parlamentari, alcuni studiosi parlano del fatto che lo Stato rifonde l'INPS ogni anno per un buco, ma in realtà non è un buco dell'INPS, sono la parte assistenziale che l'INPS anticipa e che non deve essere presa e messa a carico dei contributi, ma della fiscalità generale, che è un'altra cosa. Quindi è giusto che lo Stato rimborsi l'INPS per le spese che non sono di competenza previdenziale, e questo è un aspetto. L'altro aspetto del buco altrettanto importante è quello che, avendo assorbito l'INPS, avendo fatto un ente unico, c'è l'aspetto che moltissimi contributi lo Stato non li ha versati, perché sono soltanto contributi virtuali, ipotetici, e che quindi se uno dovesse fare il conto tra tutti quelli che dovrebbero essere versati e non sono versati, c'è una differenza enorme. Però sono convinto che sia il fatto che lo Stato manterrà i propri impegni e quindi verrà meno il buco per quanto riguarda la parte previdenziale pubblica, sia il fatto che fortunatamente ci sono molti immigrati giovani che lavorano in Italia e che versano contributi e quindi aiutano le casse. Quindi io sono moderatamente, non dico ottimista, ma non pessimista per quanto riguarda i prossimi conti dell'INPS. Rimaniamo sempre nell'ambito della previdenza, si sono aperte le porte, forse si sono aperte le porte in Argentina per la questione della pacificazione delle pensioni. Come intendete, se intendete nell'immediato portare avanti delle iniziative a sostegno e per l'allargamento di questa possibilità che è stata offerta dalla sentenza della magistratura argentina? Ma noi intanto abbiamo fatto un incontro con la commissioni esteri della Camera la settimana scorsa, noi come patronati, tra cui uno dei problemi che abbiamo posto era proprio quello del pagamento in valuta in euro delle pensioni all'estero. La Commissione è stata molto sensibile, si è disponibile a fare dei passi immediati per superare questo problema. Noi non ci fermeremo qui, continueremo a fare proposte, a fare pressione perché questo venga realizzato, e quindi speriamo che finalmente dopo tanti anni riusciamo a risolvere questo problema. Voi state allargando la rete dell'Ital all'estero e state anche allargando il ventaglio di materie e di argomenti in termini di tutele. Ultimo in Romania un convegno sulla tutela dei lavoratori che fa parte di un vasto ventaglio di progetti e di iniziative che state portando avanti da una parte all'altra dell'oceano, ad esempio in Brasile, in Francia e in altri stati. Sì, la Romania è stato l'ultimo dei nostri ultimi nel 2013 delle iniziative che abbiamo condotto all'estero insieme ai sindacati del paese. Questo è molto importante. Abbiamo iniziato in Brasile, abbiamo fatto in Belgio, abbiamo fatto in Argentina, abbiamo fatto in Svizzera, abbiamo fatto in Francia e ultimamente in Romania. Lo faremo in Germania, lo faremo in Spagna, lo faremo altre, perché per noi è fondamentale assistere a tutto, portare la nostra esperienza e quindi aiutare i lavoratori italiani, anche che sono naturalizzati o comunque hanno un rapporto di lavoro forte nel paese in cui stanno lavorando, per tutelare anche su aspetti che non sono soltanto previdenziali, la salute e la sicurezza, che per noi è uno dei punti più importanti del sindacato e del patronato come attività, e quindi noi continueremo in questa iniziativa. La cosa importante è che non pensiamo di farlo da soli da nessuna parte, ma di farlo con il coinvolgimento e con l'ausilio del sindacato in loco, che soltanto così può funzionare.
Si stanno sempre più stringendo i rapporti con i sindacali locali. Ma non poteva essere così, è un ritorno alle origini, perché il patronato nei primi anni ha fatto le proprie prime attività contattando e rapportandosi con i sindacati del posto, dove in realtà poi i nostri lavoratori si iscrivono, non è che si iscrivono ai sindacati degli altri, si iscrivono naturalmente ai sindacati del posto, e quindi è fondamentale che noi abbiamo un rapporto con loro per aiutare sempre di più i nostri connazionali. Per chiudere gli argomenti, rimanendo però sulla realtà anche italiana e che interessa molto anche all'estero, il clima politico sembra cambiato, almeno in termini di età. Qual è la sua riflessione? Noi aspettiamo, clima del governo, naturalmente. Noi aspettiamo i fatti, per noi l'età non è un fatto che di per sé garantisce il miglioramento e una migliore conduzione. Per noi ci interessano i fatti, vediamo i passi, il fatto che il governo si sia impegnato in maniera seria ad abbassare le tasse sul lavoro, seguendo anche le proposte del sindacato e in particolare della UIL, è un buon segno. Però vediamo quando la legge sarà approvata cosa porterà dentro Babbo Natale nel suo cesto, vediamo un po'. Noi siamo sempre ottimisti perché pensiamo che sia importante avere speranza e dare speranza. Io voglio fare, dato che l'occasione, un grande augurio a tutti gli operatori dell'ITA, soprattutto quelli all'estero, che fanno un lavoro importante, fanno un lavoro che aiuta i nostri connazionali all'estero, e dico di non fermarsi, di continuare, che l'ITA nazionale starà sempre vicino con tutte le nostre possibilità, che noi siamo grati per il lavoro che fanno e se dovrà essere grati anche le istituzioni italiane, perché loro sono un pezzo di servizi italiani all'estero che aiutano gli italiani che stanno all'estero. Veramente grazie.